Dava appuntamento ai suoi clienti nei pressi del cimitero, si faceva consegnare i soldi e poi indicava loro dove trovare lo stupefacente tra la stradina che costeggia il Camposanto e la campagna, così da non farsi mai trovare con la droga addosso. Ma i carabinieri sono stati tenaci e dopo mesi di indagini sono arrivati alla cattura di un 28enne tunisino residente a Spresiano con l'accusa di detenzione e spaccio di cocaina ed eroina. Teatro degli scambi con i consumatori, il cimitero di Varago di Macerata, ma il nordafricano spacciava anche in zona Vascon. È stato l'occasionale controllo stradale di un giovane trovato con una dose di cocaina a dare il via agli accertamenti dei militari che hanno attribuito al pusher 900 cessioni e identificato 20 acquirenti. Da qui la decisione del magistrato di emettere l'ordinanza di custodia a cui il 28enne era finora sfuggito dopo essersi allontanato dall'Italia a fine 2017. Rintracciato in Belgio, è stato catturato con un mandato di arresto europeo e ottenuta l'estradizione ieri è arrivato in Italia ed è stato condotto nel carcere di San Vittore.